Il turno di ballottaggio in Sicilia si è chiuso con la vittoria del centrodestra nel capoluogo di provincia, a Caltanissetta, 58.000 abitanti, dove è stato eletto Walter Calogero Tesauro, mentre a Gela, città con 75.000 abitanti, è Terenziano Di Stefano. A festeggiare il campo largo a trazione PD, Movimento 5 Stelle. Tesauro si aggiudica la partita con il 52,36% delle preferenze, mentre la rivale Annalisa Maria Petitto, Civica, sostenuta dal PD Presenza Simbolo, si ferma al 47,64%, 5 punti di differenza sui quali pesa probabilmente la scelta del Movimento 5 Stelle, che al primo turno aveva sostenuto il sindaco uscente Roberto Gambino, giunto terzo, di non fare alcun apparentamento con la candidata appoggiata dal PD. A livello locale i dirigenti del Movimento 5 Stelle si sono spaccati, con un pezzo del movimento in aperta polemica con il Dem, che ha sostenuto invece Tesauro. Altra città dove si è votato per il sindaco è stata Pachino. Sotto l'aspetto politico ha sancito il successo di Riccardo Gennuso, parlamentare regionale di Forza Italia, primo sponsor di Giuseppe Gambuzza, il candidato a sindaco della lista civica Rinascita, vincitore del ballottaggio e autore della rimonta su Barbara Frontarrè, esponente dell'area di centrosinistra. Ma Frontarrè non si arrende, ci sarà una verifica del voto. Solo 8 i voti di distacco tra me e l'avversario che vince di misura, ma attendiamo la verifica del voto e la correttezza delle procedure, ha scritto in un post alla sua pagina social proprio Barbara Frontarrè, che non ha ancora ammesso la sconfitta, anzi cova la speranza di poter ribaltare il risultato. Marcello Causo, coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, ha commentato l'esito del voto a Caltanissetta, successo di Walter Tesauro e la conferma della bontà di una scelta lineare e coerente, compiuta da Forza Italia e da tutte le liste della coalizione, prima di tutto nell'indicazione di un candidato serio, credibile e competente. È stata una battaglia impegnativa, continua il coordinatore regionale di Forza Italia Caruso, che abbiamo vinto tutti insieme, confermando la capacità di Forza Italia di individuare e offrire una nuova classe dirigente al servizio dei cittadini. Oggi festeggiamo il successo augurando al neosindaco e alla squadra degli assessori un buon lavoro, nella certezza che da subito si metteranno al lavoro con l'impegno di una grande sinergia con tutti i livelli istituzionali nei quali Forza Italia è presente, in grado di determinare scelte utili per i nostri territori. Nuccio Di Paola, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, interviene sulla vittoria a Gela del sindaco Terenziano Di Stefano, affermando: è il premio a un lavoro che parte da lontano e a cui abbiamo sempre creduto. Oggi da Gela parte un segnale di speranza, non solo per questa città, ma anche per tutta la Sicilia, e soprattutto un messaggio per Schifani e Cuffaro. Qui abbiamo pesantemente battuto la destra, Gela ai gelesi, e ora la Sicilia ai siciliani.